Ci siamo, domani sera si riparte per il grande sogno della promozione na dilettanti dopo un solo anno di purgatorio in B. La Fortitudo Moncada Agrigento riceve l'Agropoli, ottava classificata nella regular season. I campani, che nella stagione regolare sono stati una delle tre formazioni che ha battuto lo squadrone di Ciani, sono approdati ai playoff proprio per merito della Fortitudo, che nell'ultima giornata ha vinto a Potenza, estromettendo i lucani dagli spareggi promozione. La forma fisica della squadra di Franco Ciani tutto sommato è buona, anche se nelle ultime settimane diversi atleti si sono fermati per alcuni infortuni, per fortuna non gravi. Ha recuperato pienamente Pennisi, ma anche Duilio Birindelli ha cominciato a correre, mentre l'unica presenza che rimane in dubbio è quella di Xavier Brown. Comunque è pronto il solito capitano di Simone ad andare in panchina e dare il suo contributo come sempre. La gara di questo primo turno dei playoff si gioca al meglio di tre. Gara 2 infatti è in programma giovedì 10 maggio a campo invertito, l'eventuale bella domenica prossima 13 maggio, di nuovo a Porto Empedocle. Al Pala Empedocle si attende il pubblico delle grandi occasioni. L'appello lanciato dai dirigenti biancazzurri e dagli stessi atleti è quello di riempire la struttura per spingere la squadra verso il ritorno in A dilettanti. Proprio per questi play-out, la società del presidente Totò Moncada ha pensato bene di non fare pagare il biglietto d'ingresso. La gara avrà inizio alle 18.